e dire che non è successo niente perché non è riuscito a mettermi le mani addosso, quando io ho dovuto correre, chiudermi in macchina, vedere la mia macchina sacchettata, pugnata, presa a calci, sentirmi urlare "scendi, vieni a letto con me". Ha cercato di staccarmi gli specchietti della macchina per non farmi fare manovre, non farmi uscire, e quando non è riuscito a togliere gli specchietti li ha coperti, io mi sono ritrovata con la macchina per lungo la strada prendendo 2 carreggiate con lui che cercava di bloccare il traffico per non farmi andare via. Non mi si può dire che non è successo niente. Era una furia. E io ce l'ho fatta perché sono stata veloce, perché la centralina della mia macchina ha continuato a restare chiusa. A distanza di circa 10 giorni è ancora sconvolta l'assessora alle politiche sociali del comune di Dolo, Chiara Giuliano, che ha subito un tentativo di violenza da un 55enne tossicodipendente del posto, seguito dagli stessi servizi sociali, non nuovo a episodi simili. La 33enne aveva deciso di non rendere pubblico il fatto, ma poi ha trovato la forza di farlo con un post sulla sua pagina Facebook per essere d'esempio ad altre donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare la stessa aggressione, cosa che invece Giuliano ha fatto, e grazie a questo il 55enne è stato arrestato e ora è in carcere. Prima di me non era mai stato arrestato perché non c'era mai stata una denuncia. E se qualcuno avesse denunciato probabilmente ora io starei bene. Quindi io invito con tutto il cuore chiunque dovesse vivere un atto di violenza, un atto persecutorio, una violenza domestica, una violenza psicologica, economica, ad andare a fare denuncia, perché poi le risposte arrivano, però dobbiamo essere le prime ad avere il coraggio, e mi rendo conto che non sia facile perché io sto passando i 10 giorni più brutti della mia vita, però se non l'avessi fatto sarebbe peggio. Questa persona sarebbe ancora libera e io sarei terrorizzata di muovermi nel mio comune. Non è stato facile decidere di rendere pubblico il fatto, consapevole che sarebbero potuti arrivare i soliti commenti sgradevoli. Prima sono stata inondata da una marea di affetto, di amore e di stima, e poi sono arrivati i commenti di persone di cui io non ho idea che faccia abbiano, e le parole iniziano a cambiare. Iniziano decisamente a cambiare, iniziano ad essere violente, iniziano ad essere volgari, a darmi la colpa. Ecco, io questa cosa qualche giorno fa non sarei riuscita a gestirla. Faccio ancora fatica, la mia voce trema perché fa male. Ma la volontà di avere giustizia ed essere d'esempio ad altre donne ha avuto il sopravvento. Molti messaggi di solidarietà manifestati dal mondo politico locale, dai consiglieri regionali del PD e 5 Stelle al primo cittadino di Dolo.